Quindi veramente una situazione drammatica, drammatica per i comuni, drammatica per i cittadini, drammatica per le aziende. Non possiamo più aspettare e io sono pronto a fare anche qualche azione eclatante come chiudere il municipio. Le bollette di energia elettrica per il comune di Farra di Soligo sono quadruplicate. Nel mese di luglio l'amministrazione si è vista arrivare per il consumo di energia elettrica degli edifici di proprietà comunale come scuole e palestre, oltre che per l'illuminazione pubblica, una spesa di 35.000 euro a fronte di un esborso nel 2021, sempre nel mese di luglio, di 9.000 euro. Ho avuto per un momento i brividi perché andiamo veramente in difficoltà e sono amareggiato, ma più che amareggiato veramente arrabbiato. Perencino ora sta pensando allora di chiudere il comune, garantendo i servizi essenziali per un piano di risparmio energetico imposto a causa dell'aumento enorme delle bollette. Se così va avanti saremo costretti a dover fare qualcosa di eclatante, anche a chiudere il municipio, perché non è possibile che ci siano costi così elevati dell'energia elettrica e immagino e penso solo alla situazione che si trovano ad affrontare le famiglie e le aziende da qui ai prossimi mesi. Per ora si risparmia, ci dice il primo cittadino, eliminando l'aria condizionata, spegnendo le luci durante il giorno negli uffici, ma con i rincari dei costi dell'energia e quelli del gas nei prossimi mesi, quando si accenderanno i termosifoni di scuole ed uffici, i costi non potranno più essere sostenuti dalle casse comunali. Dovremo tagliare comunque dei servizi. A discapito di chi? A discapito della popolazione. Questa è una cosa che è inconcepibile. Un esempio che fa rabbrividire è questo. Noi abbiamo una scuola che dobbiamo di fatto demolire ed è chiusa. Lo scorso anno con 86 kW abbiamo pagato 26 euro il mese di luglio. Quest'anno con la scuola completamente chiusa e 0 kW 59 euro. 0 kW, 0 consumi, 59 euro di sole spese fisse. Per Perencin ci vorrebbero nuove risorse che lo Stato dovrebbe mettere a disposizione anche per un piano di trasformazione energetica e in attesa di un improbabile cambio di linea al Comune non resta che tagliare alcuni servizi.